Ecco, abbiamo deciso assieme di preparare qualcosa anche a Treviso come una processione di riparazione. Gabriella Danieli fa parte del movimento Con Cristo per la Vita che si ritrova ogni lunedì per pregare contro aborto ed eutanasia, ma l'iniziativa del 23 giugno specifica è nata da me e da una mia amica come semplici cittadine. Abbiamo provato a chiedere il permesso, li abbiamo ricevuti, ci è stato accordato questa cosa e quindi abbiamo cominciato a fare i volantini e a darli in giro. L'appuntamento è per il 23 giugno alle 16:30 davanti alla stazione dei treni di Treviso. Da qui partirà la processione che raggiungerà Piazza dei Signori. Magari con qualche sosta per poter appunto fare canti e preghiere. Davanti al corteo un crocifisso, l'immagine della Madonna e uno striscione con la frase della Genesi Dio crea l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. La data del 23 giugno, spiega la Danieli, non è stata scelta a caso, è il giorno del Corpus Domini. Riteniamo che il corpo di Cristo viene vilipeso nel giorno del 29 giugno che ci sarà il Gay Pride, purtroppo, che è lo stesso giorno della festa del Cuore Immacolato di Maria. Una processione che precede di 3 giorni il Gay Pride a Treviso il 29 giugno. È giusto che la vera Chiesa, che siamo anche noi cattolici, anche noi fedeli, gridi a voce alta quella che è la verità, affinché la gente sappia da che parte sta la verità e da che parte sta il male e da che parte sta il bene. In questo Gay Pride si ostenta un modello deviante alla gente. Non va bene neanche permetterlo. Cioè io lo dico sinceramente che mi dispiace, ma chi dà questi permessi ne dovrà rispondere davanti a Dio. Intanto sulla processione gli organizzatori del Gay Pride preferiscono al momento non rilasciare dichiarazioni.